Finanziamenti per gestire terreno confiscato alla mafia, sequestrati 90.000 euro. Presentato il progetto sulle produzioni agricole di qualità, protagonista l'azienda Geva. Integrazione dei migranti e lotta al caporalato, Naro aderisce al progetto. Al Consorzio Universitario di Agrigento, Sebastiano Lo Monaco va in scena nei panni di Dante. Giovedì alle 18 il Vescovo Damiano presenta il libro di Don Nicola Salemi a Porto Empedocle. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, truffa aggravata, finanziamenti per gestire terreno confiscato alla mafia, sequestrati 90.000 euro nell'Agrigentino. Il nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri della compagnia di Sciacca e del Comando per la tutela agroalimentare di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Sciacca, dottore Marrone, hanno eseguito su ordine del GIP del Tribunale di Sciacca, dottore Davico, un sequestro di beni per un valore complessivo di 90.000 euro tra denaro contante bloccato su un conto corrente e terreni agricoli fabbricati riconducibili a 2 nuclei familiari di Burgio e di Ribera. L'indagine nasce da complesse operazioni di verifica condotte a partire dal 2019 dal nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Sciacca e i colleghi del reparto Carabinieri della tutela agroalimentare di Messina. I primi accertamenti condotti con l'ausilio di mappe satellitari muovevano dalla conduzione di alcuni terreni facente parte del patrimonio dei nuclei familiari di Ribera e di Burgio, in relazione al cui sfruttamento per la produzione agricola erano stati elargiti a tale famiglie contributi da parte dell'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per le campagne agricole a partire dal 2014. Allora, questa mattina i carabinieri della compagnia di Sciacca e i carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Messina hanno proceduto al sequestro per 90.000 euro tra beni mobili, cioè denaro, e beni immobili corrispondenti a dei terreni agricoli e a dei fabbricati nei confronti di una donna che si era resa responsabile di una truffa aggravata, che è indagata per essersi resa responsabile di una truffa aggravata per aver percepito illecitamente dei contributi AGEA, cioè ha presentato dei titoli in base ai quali faceva credere che le spettasse il contributo AGEA quando in realtà parte di quei titoli erano falsi, addirittura in determinati casi relativi a terreni che erano stati già confiscati a dei suoi prossimi congiunti in odore di mafia. Il valore del danno? 90.000 euro relativo alle campagne agricole dal 2015 al 2020. Le indagini proseguiranno? Certo, proseguiranno per cercare di capire se ci sono eventuali ulteriori complicità e se questo tipo di truffa in danno dell'AGEA è stata operata anche da altri coltivatori. Ha presentato dei contratti di locazione con firma falsa, diciamo al nome e per conto di proprietari che in realtà, stando a quanto accertato fino alle indagini, erano a Lignano di tutto. Lascia incustodito per qualche momento un fucile calibro 12 utilizzato per cacciare. Qualcuno glielo ruba in pochi secondi. È successo in contrada Spatafora nelle campagne di Campobello di Licata. A finire nei guai è stato lo stesso proprietario, un agricoltore 53enne del posto, che è stato denunciato dai carabinieri per omessa custodia di armi. È stato proprio il bracciante agricolo che deteneva legalmente l'arma da fuoco a denunciare l'accaduto, presentandosi in caserma. Ha raccontato di essersi recato in quell'appazzamento di terreno per cacciare e di aver lasciato per pochi attimi il fucile all'interno dell'auto parcheggiata, ma qualcuno è stato più veloce e, aprendo la portiera, è riuscito a rubare l'arma da fuoco e a scappare. Presentato il progetto Valorto, diversi relatori che hanno partecipato e che hanno portato le loro testimonianze sugli effetti delle produzioni orticole di elevata qualità. Protagonista l'azienda Geva dei fratelli Vita. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Presentato ieri ad Agrigento al Dioscuri by Palace il progetto Valorto, che si propone di trasferire e validare una serie di strumenti innovativi per la coltivazione e le selezioni clonali di zucca d'inverno, patata dolce e varietà di konjac,
nel contesto della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Valorto mira anche alla produzione di farine ai fini degli effetti salutistici di un mix di 3 prodotti che ha come intendimento finale la valorizzazione di specie orticole ai fini nutraceutici. Diversi e qualificati gli interventi di quanti hanno fattivamente contribuito alla realizzazione del progetto Valorto. Quest'oggi ci troviamo ad Agrigento a presentare il progetto Valorto. Il progetto Valorto tratta la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli dal punto di vista nutraceutico. Quindi noi come azienda agricola siamo capofila di un progetto finanziato dalla Comunità Europea, la misura 16.1, che mira a utilizzare per assurdo dei semplici prodotti orticoli come prodotti quasi nutraceutici. Nello specifico stiamo provando un ortaggio che è originario dall'Africa ma che viene coltivato in Asia. Questo ortaggio si chiama cognac e ha la particolarità davvero innovativa di riuscire a inglobare all'interno dello stomaco umano quello che sono i carboidrati e i lipidi, quindi tradotto riesce a non farli assorbire. Questo quindi ha un principio di benessere che può essere diffuso su quelli che sono gli obesi, persone con glicemia, persone che hanno per esempio problemi di sovrappeso, di diabete, di colesterolo e quant'altro. Andando poi nello specifico possiamo dire che questo prodotto da solo non ha un sapore ottimale, o meglio ha poco sapore. Ed è per questo che il progetto prevede un mix di farine tra il nostro prodotto e altri 2 ortaggi un po' più comuni, che è la zucca e la patata dolce. Quindi all'atto pratico come si svilupperà praticamente il progetto? Quali saranno le sue finalità? Il progetto prevede quello di mettere insieme circa 10 soggetti, 10 partner. Ci sono aziende agricole, ci sono enti di ricerca, ci sono innovation broker, c'è una ditta che si occupa della commercializzazione e poi ci sono le aziende agricole in maniera preponderante che proveranno a coltivare queste colture nei propri campi, a fare un mix di queste farine, bilanciamento di questo mix design viene definito di queste farine e successivamente provare a metterlo sul mercato. Intanto un apprezzamento per l'impresa Vita, dei fratelli Vita, che costituisce la naturale evoluzione di quello che è stato un impegno che nel passato suo nonno e suo padre hanno messo in campo. Oggi l'impresa si cimenta in una iniziativa diversa che vede coinvolgerli nel progetto di ricerca e che auspico possa essere, oltre che finanziato così come è stato, anche costituire un punto avanzato di ricerca scientifica. Io sono convinto che questo è un valore aggiunto rispetto a un sistema dell'agricoltura che in questo momento vede molti operatori del settore lamentarsi, e la ricerca, la possibilità di attingere fondi del PNR o il prossimo programmazione fondi comunitari, credo che siano le opportunità che i siciliani intendono cogliere. Noi abbiamo nel nostro territorio una proprietà che è frazionata e che quindi non crea quelle cosiddette economie di scala che portano ad un valore aggiunto rispetto alla produzione e anche rispetto ai sistemi di commercializzazione, però il mio punto di vista è che bisognerebbe cominciare a siglare degli accordi di coltivazione da parte degli operatori del settore, perché laddove ci sono capacità di stare assieme possono essere processi evolutivi. Va bene il DOP, va bene l'IGP, ma bisogna organizzare una produzione comune al fine di avere, come posso dire, possibilità ulteriori di entrare nel sistema del mercato europeo. È la misura 16 del PSR che ha finanziato 54 progetti tutti dotati di grande capacità innovativa. Questo sostanzialmente stasera che mette assieme la zucca, la patata americana e il konjac, che possono sembrare cose che vengono dall'altro mondo, ma in realtà tutto finalizzato a costruire una filiera di prodotti che sia di grande valore nutraceutico. Oggi c'è il tema dei cibi funzionali, functional food in inglese, che rappresentano per il consumatore moderno una spinta molto forte, e quindi le aziende che si sono messe assieme tra di loro, si sono messe assieme alle istituzioni di ricerca proprio per lavorare attorno a questo tema in maniera tale da ottenere un ulteriore
categorie di prodotti che possono dare valore aggiunto, reddito e occupazione alla nostra agricoltura. Insomma, una misura innovativa, si parla molto di innovazione con diversi e tantissimi milioni di euro messi in campo proprio per valorizzare i nuovi prodotti. Sì, l'investimento complessivo è stato di circa 40 milioni di euro per 80 progetti, in maniera tale che tra l'altro stanno dando anche grande possibilità a giovani neolaureati di lavorare attorno a questi progetti, al mondo universitario della ricerca, a chi produce mezzi tecnici, per portare l'innovazione dentro l'azienda. Credo che questo sia veramente importante, quindi un PSR che non solo vuole investire ma che anche vuole innovare e trovare quelli che saranno i prodotti del futuro. Diciamo che in Sicilia ad oggi, almeno la nostra visione aziendale, è quella che l'innovazione è tutto in agricoltura. La Sicilia è da sempre terra vocata per l'agricoltura, ma ad oggi con la globalizzazione dei mercati è d'obbligo innovarsi. Innovarsi significa anche studiare, formarsi e osare nel fare qualcosa che mai nessuno ha fatto, e con il progetto Valorto stiamo facendo questo, lo stiamo facendo tramite la misura 16 perché la Comunità Europea aiuta, diciamo, chi vuole investire, perché comunque sono rischi senza, tra virgolette, precedenti, nel senso che non c'è qualcuno da copiare accanto, ma allo stesso tempo oggi l'agricoltura sta cambiando perché cambiano i consumi. Prima si acquistava solo per il piacere di mangiare qualcosa di buono, ora si acquista sia per questo ma anche per il valore nutraceutico di un alimento, quindi per il benessere che questo alimento può fare al nostro organismo, ed è un concetto, diciamo, nuovo per certi versi in Sicilia, quindi non coltiviamo solo quello che è buono ma quello che fa bene all'organismo, e con il progetto Valorto stiamo appunto coltivando un tubero che si chiama Konjac. Diciamo che non è stato sicuramente facile reperire questo materiale, siamo stati in contatto con l'Università di Giacarta perché comunque un tubero coltivato in Asia, nella zona dell'Indonesia, ora stiamo coltivando per la prima volta in Europa questo tubero e lo stiamo coltivando assieme alla patata americana e alla zucca siciliana. Questo connubio ci consentirà di ottenere una farina ipocalorica, senza glutine, e che permette di avere un gusto organolettico importante tramite la zucca, avere delle proteine pregiate tramite la patata americana e avere le fibre e la leggerezza appunto del konjac, e questo ci consentirà, almeno l'obiettivo e l'ambizione è quella, di ottenere una farina con una giusta proporzione tra questi alimenti che sia buona da mangiare ma soprattutto che faccia molto bene all'organismo. Cosa vi ha spinto a scegliere proprio questi prodotti? Allora, questi prodotti, diciamo che devo dare onore al merito nel senso che il konjac è stata un'idea di mio fratello Giuseppe, che è stato un po' l'ideatore di questo progetto, quindi onore al merito, perché comunque ad oggi è una cultura che il prodotto finito si trova già presso le farmacie in purezza, ha un costo poco accessibile perché costa veramente tanto, e quindi da nostra idea abbiamo pensato perché non provare a coltivarla in Sicilia e abbattere costi, quindi fare un prodotto a chilometro zero e avere un prodotto nazionale con una coltura nuova mai fatta in Sicilia, ma allo stesso tempo ci tenevamo a tenerci comunque radicati alla nostra terra, quindi fare questo progetto in Sicilia e coltivare anche la zucca siciliana per avere comunque un comune denominatore strettamente siciliano. La Sicilia, con oltre 798.000 iscrizioni, è la regione con la comunità più numerosa di residenti all'estero. La seguono a distanza la Lombardia, 561.000, la Campania 531.000, il Lazio quasi 489, il Veneto 479.000, la Calabria più 430.000. I dati emergono dal rapporto Italiani nel Mondo 2021 della Fondazione Migrantes presentato a Roma. Degli oltre 109.000 connazionali che hanno spostato la loro residenza dall'Italia all'estero lungo il corso del 2020, il 78,7% hanno scelto l'Europa come continente. Ai primi posti, come accade ormai da diversi anni, vi sono il Regno Unito, la Germania e la Francia, che da sole coprono il 52,8%. Chi ha lasciato l'Italia per l'estero da gennaio a dicembre 2020 lo ha fatto prevalentemente dal centro-nord. Si tratta del 69,5%, con Lombardia e Veneto ferme nelle prime due posizioni. Parliamo adesso di integrazione dei migranti e lotta al caporalato. Questa è la mission del progetto Supreme.
è stato presentato in prefettura d'Agrigento dall'assessore regionale alle politiche sociali Antonio Scavone lo scorso 2 novembre. Tra i comuni che hanno aderito c'è quello di Naro. Vediamo. Al via il progetto Supreme, riunione operativa ieri a Naro alla presenza del sindaco onorevole Maria Grazia Brandare e dei vertici delle cooperative che svolgono il servizio. L'iniziativa mira a prevenire e contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo e ghettizzazione dei migranti attraverso la promozione di interventi tra le varie istituzioni coordinati e la cooperazione tra i diversi attori a livello nazionale e locale, che ha come finalità la lotta al caporalato con l'attivazione di servizi in ambito sanitario e soluzioni di trasporto e di mobilità per migliorare l'autonomia dei lavoratori migranti. Per essere corretti siamo stati individuati dall'assessorato regionale alla famiglia e per questo siamo grati, perché è un buon viatico per la nostra collettività. Perché la nostra amministrazione si caratterizza, la cifra di questa amministrazione è il green, la cifra di questa amministrazione sono gli anziani, i bambini e i più deboli, e quindi insomma poter essere messi nella condizione di dare una mano d'aiuto a chi ha più bisogno, a chi è stato meno fortunato, per noi è una cosa importantissima. Se mi permette, colgo l'occasione per dire che a parte il fatto che conosco bene la cooperativa che se ne occuperà e conosco anche la loro serietà, noi quest'anno vogliamo dare un segnale forte anche da un punto di vista culturale e grazie alla collaborazione con la cooperativa locale che si occupa di minori non accompagnati, la Grande Famiglia, realizzeremo il presepe dell'accoglienza, proprio per dare l'idea, il significato, il simbolo di che cosa significa accoglienza e di che cosa significa tendere la mano al fratello. Un ringraziamento va in primo luogo all'assessorato regionale alla famiglia che ci ha dato questa opportunità e che ha avuto un pensiero verso questi soggetti fragili. Il progetto coinvolge diversi centri della nostra provincia. Il progetto coinvolge esattamente 5 comuni dell'Agrigentino, quindi Naro, Campobello di Licata, Canicattì e dall'altro versante abbiamo Ribera e Caltabellotta. Quindi il nostro obiettivo è di supportare questi ragazzi migranti che in questo momento si spostano nelle aziende come braccianti e dare appunto loro il sostegno che spiegava prima il coordinatore del progetto Angela Natoli. Sì, sulla provincia di Agrigento sono stati identificati 5 comuni: Naro, Canicattì, Campobello di Licata, Ribera, Caltabellotta. Ecco, fattivamente come verrà utilizzato? È stato praticamente pensato ad un trasporto dei lavoratori migranti stagionali con un pulmino, con autista e mediatore culturale. Dopodiché ci sarà un'equipe composta da uno psicologo, il medico, un operatore legale e mediatore, che sarà a supporto di chi avrà bisogno di consulenza psicologica o legale. Un violento nubifragio, una vera e propria bomba d'acqua, si è abbattuta su Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, nell'entroterra montano. Ieri la protezione civile ha diramato l'allerta arancione. Il sindaco Francesco Cacciatore ha emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole. Nel frattempo il fiume Verdura rischia di esondare ed è sotto controllo da parte della protezione civile e delle squadre dei vigili del fuoco. La statale 115 e le strade interne che collegano Ribera con Bivona e con Caltabellotta sono allagate. Emergenza anche a Ribera a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta all'alba sulla parte occidentale dell'Agrigentino. Allagamenti di strade poi a Sciacca, dove si è verificato un cedimento stradale in via Amendola, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Allagamenti anche a Santa Margherita Belice. L'allarme del sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Vediamo. Nella giornata di ieri a Santo Stefano Quisquina si sono registrati momenti di grande difficoltà, di grande paura, anche sulla scorta delle esperienze purtroppo negative, delle alluvioni di qualche anno fa che hanno fatto registrare ingenti danni ad abitazioni, a civile abitazione, a strutture commerciali e quant'altro. Per questo noi in questi anni non siamo stati con le mani in mano, abbiamo chiesto con forza agli organi preposti il finanziamento di 2 opere strategiche per il nostro territorio, 2 opere che già
con un iter ben avviato, aspettiamo che arrivino a destinazione. Oggi gridiamo con forza alla Protezione Civile di avere finanziata subito la reggimentazione delle acque a monte del centro abitato. Già abbiamo una comunicazione di qualche mese fa per un finanziamento di 3,5 milioni di euro che riguarda un intervento a salvaguardia di reggimentazione delle acque, a salvaguardia del centro abitativo. E allora noi con forza chiediamo alla Regione Siciliana, alla Protezione Civile, di accelerare l'iter di finanziamento di quest'opera per mettere in sicurezza il territorio, così come non è immaginabile che una manutenzione straordinaria, un ampliamento di un ponticello che già dal 2019 abbiamo concordato con l'ANAS per un intervento urgente e strategico, ancora oggi non vede la luce. Noi chiediamo a Protezione Civile e a ANAS di fare presto e di intervenire in maniera celere, in maniera veloce su questi due interventi strategici per la comunità di Santo Stefano Quisquina. E sono stati appaltati dal Genio Civile di Agrigento i lavori di manutenzione della strada provinciale 12 Naro Campobello di Licata, in attuazione di un accordo con la provincia di Agrigento e l'assessorato regionale ai lavori pubblici retto da Marco Falcone. Ma questo è solo uno dei cantieri. In un anno sono stati avviati 7 cantieri su strade provinciali. Arturo Cantella. Siamo con il capo del Genio Civile, l'architetto Rino Lamendolo. Ecco, un anno fa qui c'era la presenza dell'assessore Falcone per fare un po' il risultato di tante iniziative che avete fatto, ma anche di tante iniziative che allora avevate in cantiere. Ora facciamo un aggiornamento a un anno proprio da quell'evento. Sì, diciamo che già abbiamo appaltato l'SP12 che è la strada di collegamento, una strada provinciale di collegamento Campobello di Licata Naro, ma devo dire che nel corso del 2021 sono 7 le strade oggetto di nostri lavori di manutenzione. Quindi siamo partiti con la 32 Ribera Cianciana, ma poi abbiamo aperto nuovi cantieri sulla 24, sulla 35A, sulla 35B, sulla 47, sulla 88, sulla 11 Consortile. Sono tutte strade importantissime per migliorare la viabilità interna provinciale, soprattutto nell'area proprio dell'entroterra del versante dei Monti Sicani e soprattutto per il collegamento alla viabilità principale dei comuni di Burgio, Cianciana, Luccasicola, Villafranca Sicola. Siamo lieti di offrire ancora una volta il nostro contributo. Devo dire che il Genio Civile è una squadra abbastanza competente, posso fruire di un personale molto competente e devo anche ringraziare ovviamente il governo Musumeci che ha messo a disposizione le risorse. Ma non ci fermiamo qui, tra pochi giorni ci sarà anche l'aggiudicazione della progettazione esecutiva della strada Maremonti, la cosiddetta strada Maremonti che collega proprio tutti i comuni dei Monti Sicani alla 115 e alla 118, quindi un'arteria importantissima per un investimento complessivo di 123 milioni di euro. Devo dire che negli ultimi periodi, soprattutto negli ultimi 2 anni, abbiamo creato una sorta di inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, anche se c'è ancora molto da fare per ridurre, per razzerare quel gap infrastrutturale che purtroppo attanaglia la provincia di Agrigento da troppi decenni e che a lungo ha frenato lo sviluppo di questo nostro territorio. Noi ce la mettiamo tutta e stiamo dando un notevole contributo per uscirne fuori. Ecco, volendo quantificare il lavoro svolto, a quanto ammontano i lavori, dottorale? Ma i lavori che abbiamo in cantiere sulle provinciali ammontano complessivamente a 6 milioni di euro. Poi abbiamo, come dicevo prima, stanziati 5 milioni e 2 per la progettazione della Maremonti, ma poi c'è il grosso investimento dei lavori della Maremonti che sono complessivamente 123 milioni di euro. Quindi un certo impegno della Regione lo vediamo sul territorio. Certo, è chiaro che il gap infrastrutturale che
incrementato nel tempo, che veramente ha bisogno di ulteriori interventi, però noi stiamo cominciando a ridurlo. Poi è chiaro che ci sono altri livelli, un aeroporto che manca, i porti da potenziare per consentire l'attracco dei grossi mercantili e delle navi da crociera che transitano nel Mediterraneo. C'è molto ancora da fare, però almeno siamo soddisfatti di avere intrapreso un percorso molto soddisfacente e proficuo. La banda delle macchinette è entrata in azione 4 volte in un solo giorno, prendendo di mira i distributori di snack presenti all'interno di 3 scuole e della palestra comunale di Canicattì. È successo tra sabato e domenica. Il bottino dei furti complessivamente ammonta a pochi euro, ma il danno provocato per scassinare infissi e macchinette è di circa 1.000 euro. Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di sabato, quando i ladri sono entrati nella scuola De Amicis. Qualche ora più tardi si sono presentati all'interno della scuola Verga, dove hanno svaligiato il distributore. Stesso episodio nei locali scolastici di via Pirandello. E poi ancora presa di mira la palestra comunale. A denunciare l'accaduto i dirigenti scolastici. Indagano polizia e carabinieri. Dietro le ripetute azioni potrebbe esserci un'unica regia. Assistenza scolastica degli alunni disabili del comune di Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè rassicura i genitori che avevano sollevato il caso della paventata interruzione del servizio. Da domani voucher disponibili. Vediamo. Come avevo detto 3 giorni fa, relativamente all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica, finalmente i genitori potranno andare a ritirare i voucher presso gli uffici della pubblica istruzione del comune di Agrigento e al palazzo dell'ex tribunale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e anche il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17. Vi garantisco il servizio senza soluzione di continuità fino alla fine dell'anno scolastico. Relativamente alla problematica dell'assistenza igienico personale, sempre scolastica, vi rassicuro che sto facendo di tutto e sto lavorando proprio per questo affinché si possa trovare una soluzione definitiva della problematica stessa. Nell'auditorium del Consorzio Universitario di Agrigento, in scena 700 anni dopo Dante in Sicilia, con Sebastiano Lo Monaco nei panni di Dante. Presente l'assessore all'istruzione e alla formazione della regione siciliana Roberto Lagalla. Vediamo. Si è svolto presso l'auditorium del Consorzio Universitario di Agrigento la rappresentazione teatrale Dante in Sicilia con Sebastiano Lo Monaco nei panni del sommo poeta Salvatore Nocera Bracco e Felice Cavallaro, un viaggio nell'isola che il padre della lingua italiana che ha tanto descritto senza esserci, con un gioco di immaginazione dopo 700 anni, una sorta di intervista impossibile, scritta e messa in scena da Felice Cavallaro che fa da guida insieme al menestrello Salvatore Nocera Bracco. Noi obbediamo ad un mandato statutario ben preciso, che è quello di trasferire sapere e contribuire quanto più è possibile non solo alla crescita culturale, ma anche sociale ed economica dell'intera provincia. L'iniziativa di oggi rientra proprio in questo impegno che noi abbiamo ufficialmente assunto con il territorio e oggi in maniera particolare ci rivolgiamo ai dirigenti scolastici per dare loro la possibilità di avere un approccio diverso per quanto riguarda l'insegnamento della Divina Commedia, che notoriamente molto spesso non è ben visto dagli studenti. Con questa pièce teatrale di Felice Cavallaro, con la interpretazione straordinaria di Sebastiano Lo Monaco e con l'intrattenimento musicale di Salvatore Nocera Bracco, noi abbiamo la possibilità non solo di riscoprire aspetti altamente formativi, non solo sul piano allegorico della Divina Commedia, non solo di riavvicinarci al sommo poeta, ma diamo la possibilità, lo ripeto, di offrire una strada nuova, un percorso nuovo e possibilmente più accattivante a tanti giovani che possibilmente oggi non hanno tutte le buone intenzioni per affrontare lo studio della Divina Commedia. Non è soltanto un discorso che si chiude oggi,
Noi vogliamo continuare questo impegno anche e principalmente con i dirigenti scolastici, perché sono i nostri interlocutori diretti. Loro rappresentano un vivaio particolarmente importante per il nostro consorzio universitario, che è in una fase di crescita riscontrabile non solo con l'aumento dei corsi di laurea che vengono proposti, ma anche con una serie di iniziative di formazione continua che abbiamo già avviato e che ci auguriamo di poter sviluppare nel corso dei mesi prossimi. Dante Alighieri non venne mai in Sicilia, eppure ha scritto un'infinità di roba su questa terra che lui chiamava la Bella Trinacria o l'isola del fuoco, Scilla e Cariddi, i templi dell'antica classicità, Taormina e Monte Pellegrino, le beltà paesaggistiche e poi i poeti del dolce stil nuovo, Ciullo d'Alcamo, Jacopo da Lentini, cioè la base di quel vulgare siciliano che è l'ossatura della lingua italiana. Ecco, noi abbiamo proposto un viaggio di Dante in Sicilia. Sì, non è mai venuto, ma noi con un po' di immaginazione lo facciamo arrivare 700 anni dopo, a confronto con una Sicilia che è ricca di contraddizioni, oltre che di beltà, e quindi scatta un'ironia che può aiutare anche i ragazzi ad avvicinarsi alla Divina Commedia, a Dante, per capire che in fondo non si tratta di mattoni che si è costretti a studiare, ma che possono essere usati come lenti di ingrandimento per scoprire il mondo di oggi. Per raccontare la Sicilia con gli occhi di Dante, dell'immaginazione, della fantasia di Dante, però traslati dall'immaginazione e dalla fantasia di Felice Cavallaro, che ha inventato questa visita di Dante in Sicilia. Dopo la Valle dei Templi, oggi tappa al Consorzio Universitario. Oggi tappa al Consorzio Universitario una piccola fuga da Palermo, dove sto interpretando l'Enrico IV di Pirandello, che è stato provato per un mese al Teatro Pirandello di Agrigento e che dovrebbe arrivare alla fine di questo mese proprio ad Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Stop alle liste d'attesa in sanità. Federconsumatori lancia la campagna. I dettagli nel servizio. Federconsumatori scende in campo contro le lunghe liste d'attesa nella sanità. Durante le fasi più critiche dell'emergenza coronavirus, la sanità regionale e nazionale sono state travolte da problemi, esigenze e priorità mai sperimentati prima, cambiando in modo profondo il suo modo di operare. Ci ha permesso di mantenere in piedi il sistema sanitario nazionale e di evitare il collasso delle terapie intensive e di molti reparti, ma ha inciso pesantemente sull'erogazione delle prestazioni non Covid. Secondo l'Istat, nel 2020 il 10% dei cittadini ha rinunciato alle cure e nel 50% dei casi è stato a causa del Covid-19. Il restante 50% ha rinunciato alle cure per motivi economici. Ora, grazie all'avanzamento della campagna vaccinale, i numeri della pandemia non sono più come quelli di un anno fa ed è il momento di recuperare il tempo perduto. Per questo motivo Federconsumatori Sicilia lancia ufficialmente la campagna Stop alle liste di attesa. Lo scopo della campagna è quello di raccogliere le segnalazioni dei cittadini che non riescono a prenotare nei tempi dovuti una prestazione sanitaria o diagnostica. Parallelamente, come ormai cosa consueta per Federconsumatori Sicilia, ai cittadini verranno date informazioni e assistenza per cercare di risolvere i problemi riscontrati nel rapporto con i CUP e in generale con la sanità pubblica regionale. A questa azione di assistenza ai cittadini sui singoli problemi specifici, poi, verrà affiancata quella di pressione sulle istituzioni affinché si prenda in mano la situazione generale e si risolvano le storture più macroscopiche che impediscono ai consumatori di accedere ad una sanità pubblica gratuita, equa, efficiente, efficace e veloce. Giovedì prossimo 11 novembre alle ore 18 nella parrocchia Chiesa Maria Santissima del Carmine di Porto Empedocle l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano presenterà il libro di Don Nicola Salemi. C'è il servizio. Chi ha orecchi ascolti.
Questo è il titolo di un libro scritto da Don Nicola Salemi, parroco della Chiesa Maria Santissima del Carmine di Porto Empedocle. Si tratta di una raccolta di commenti dai Vangeli del lezionario feriale. La prefazione del volume è stata scritta dal cardinale ed ex arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro e la presentazione dal teologo Lorenzo Cuffaro. Chi ha orecchi ascolti sarà presentato dall'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano giovedì prossimo 11 novembre alle ore 18 nella parrocchia di Don Nicola nel quartiere Piano Lanterna di Porto Empedocle. Presento alla comunità, quella reale e quella virtuale, il mio libro. È un libro che proprio nasce nella comunità, come annuncio. E il titolo di questo libro che presento è Chi ha orecchi ascolti. Spesse volte troviamo noi nella Sacra Scrittura questo richiamo ad ascoltare, dallo Shema, ascolta Israele, poi nei Vangeli spesso Gesù lo ripete, di ascoltare la parola del Signore, sono beati coloro che ascoltano, e anche nel libro dell'Apocalisse. Quindi mi è sembrato, ecco, come titolo, un richiamo forte in un tempo, in un'epoca in cui spesso si è distratti, dissipati da tante cose, ecco, non si è pronti ad ascoltare la parola di Dio, ad ascoltare anche i fratelli. Ecco, il Signore ci parla e questa parola è Lui stesso che si è fatto Verbo incarnato, è la parola che è stata annunciata al mondo, è Gesù e noi dobbiamo poterla accogliere. È un piccolo seme che viene messo nel nostro cuore, ma là dove trova, ecco, terreno buono, questo piccolo seme trova radici per diventare un albero che porta anche frutti. Io sono stato anche un po' invogliato a scrivere questo testo, incoraggiato, possiamo dire, anche dai miei lettori che sono sui social in modo particolare, ma poi anche coloro che mi ascoltano ogni giorno quando annuncio la parola di Dio nella mia comunità parrocchiale. Sono per noi sacerdoti quello che scrivo come schemi di omelia, ma serve anche a tutti i laici per poter vivere ogni giorno questo ascolto della parola del Signore. Sono molti che mi dicono che hanno ricevuto grande beneficio d'aver ricevuto sui social, Facebook, WhatsApp, questa parola quotidiana. È da 5 anni che io vivo questa esperienza di annuncio, sono stato costante, quindi me ne ritrovo tutti raccolti questi brani commentati, sono per lo più i Vangeli feriali, quindi commento a tutti i Vangeli feriali, sganciato, possiamo dire, questo commento da quello che può essere il calendario liturgico, e questo può essere anche innovativo perché la lezione divina la si trova completa, così come la troviamo nel lezionario feriale del tempo ordinario nella liturgia. Il cardinale che mi ha fatto questa presentazione del libro, cardinale Montenegro, dice che queste parole che io metto per iscritto ogni giorno, ecco, sono come delle pillolette quotidiane che possono essere di grande aiuto e di giovamento nella vita spirituale. Ha fatto tanto bene a me, innanzitutto, che ho scritto e ho annunciato la parola del Signore, ma penso che tante persone me l'hanno detto, ha fatto tanto bene. Questo libro per me è come il frutto di un cammino lungo che ho fatto in questa comunità ecclesiale del territorio di Porto Empedocle. Dedico il libro in modo particolare alla mia comunità parrocchiale, ma tutta la Chiesa empedoclina che mi hanno in questi lunghi anni, ecco, accolto, voluto bene. Io anche ho manifestato grande affetto per tutti. Ecco, ci sarebbero tante cose da dire, solamente, ecco, voglio dirvi che giovedì prossimo verrà il Vescovo nella mia comunità parrocchiale alle ore 18 e faremo la presentazione di questo libro. Camaro San Paolo, una delle tante periferie problematiche della città,
una periferia con le sue difficoltà, ma ci sono anche delle risorse. Ce n'è una che è proprio di fronte alla parrocchia, che continua a marcire giorno dopo giorno, che è diventata intanto una discarica, l'ennesima opportunità sprecata. Parliamo del parco urbano. Da parroco di quel territorio, conoscendo le difficoltà di quella comunità, che cosa chiede alle istituzioni? Ma io, oltre a dire che Camaro potrebbe essere uno dei quartieri problematici della città, ritengo che sia anche un quartiere con tante ricchezze, soprattutto ricchezze umane, gente che ha voglia di impegnarsi, di scommettersi. E soprattutto in questo periodo in cui la pandemia ci sta relegando anche al nostro isolamento e quindi sta in qualche modo impedendo le relazioni umane, un parco urbano a Camaro oggi sarebbe veramente di grande necessità, cioè un luogo aperto dove la gente si possa incontrare, dato che i luoghi chiusi in questo momento sono da evitare. E credo che la risoluzione del problema parco urbano o di tutta quella burocrazia che vi sta dietro e che sta impedendo ormai da più di un decennio di completare quel lavoro, credo che debba in qualche modo essere superata, dicevo, tutta quella burocrazia, perché Camaro abbia una risposta, perché Camaro si senta presa in considerazione, perché Camaro San Paolo possa diventare veramente, grazie anche alle istituzioni che se ne interessino, possa diventare anche un luogo di ripresa e di testimonianza per tutta la città. Credo che ripulire un luogo, mantenere la pulizia di un luogo diventi anche una risposta alla città, perché se le istituzioni desiderano che i cittadini vengano educati a rispetto, evidentemente anche le istituzioni devono rispettare i luoghi propri dei cittadini, e credo che il parco di Camaro San Paolo possa diventare una risposta eloquente per la città. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.